Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del Fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico? Ora puoi. Anticipo di lusso al Palapirasto di Cagliari, l'Accademia Basket riceve la visita della capolista Barcellona, si tratta della prima uscita targata Fotodinamico. Allora vado a presentare questa partita in compagnia sia di Marco Secci, che è il general manager dell'Accademia Basket, che di Luca Figarini, invece l'amministratore di Fotodinamico, una partnership la vostra che abbiamo già presentato ieri in conferenza stampa. È il caso una volta di più di ribadire i temi, il vostro un vero e proprio progetto condiviso che punta al futuro e che guarda i giovani. Sì, infatti il progetto, come già ribadito ieri in conferenza stampa, per quanto ci riguarda è fondamentale l'investimento sui giovani, soprattutto quelli sardi più che altro, perché vogliamo rivalorizzare lo sport sardo, vogliamo contribuire soprattutto allo sviluppo di uno progetto comune con la società oramai di nome di fatto Fotodinamico Cagliari Basket, e quindi costruire insieme il futuro del basket isolano, se possibile concretizzarlo anche in strutture e in investimenti futuri nuovi. Allora Marco, quest'oggi il battesimo della Fotodinamico Cagliari contro Barcellona, squadra prima in classifica, squadra di grande tradizione che arriva da 5 vittorie consecutive. Ti chiedo se quest'oggi c'è spazio per regalarsi una serata da grande squadra. Ma noi ce l'auguriamo, ne parlavamo ieri con Luca, battesimo di fuoco con la più forte in questo momento del girone, che gioca un buonissimo basket, costruiti per salire. Noi facciamo la nostra partita, secondo me siamo partiti abbastanza bene, possiamo ricriminare forse su una partita che è quella di Catanzaro, però siamo qua molto sereni e la vittoria di Patti comunque ci ha fatto molto bene nonostante una trasferta veramente difficile. I ragazzi sono molto tranquilli, si sono allenati bene sia lunedì che martedì, spero che possa dare tutto per il verso giusto. 4 vittorie in trasferta, una sola in casa, un tema dovuto soprattutto al calendario o c'è qualcosa in più? Ma sì, sicuramente il calendario ha influito molto. Possiamo forse recriminare sulla partita con la Luis, ma era la seconda giornata, squadra completamente nuova, staff tecnico nuovo, quindi un po' abbiamo pagato forse quel pizzico di inesperienza dato dal fatto che la squadra è completamente nuova, soprattutto per la guida tecnica. Per il resto abbiamo affrontato comunque 2 squadroni come Palestrina e Cassino, che comunque sono costruite anche quelle per cercare il salto di categoria. Diciamo che un pochino abbiamo pagato, anche forse un pochino abbiamo avuto un pochino di sfortuna. Speriamo bene, speriamo di divertirci oggi. Immagino che anche per lo sponsor l'azienda Fotodinamico sia importante quest'oggi esordire con una vittoria, si spera anche di portare fortuna. Io me lo auguro, anzi farò il tifo più che mai perché questo avvenga, sarebbe veramente bellissimo
una roba veramente eccezionale, ci sto pensando tutto il giorno a sta roba. Spero che veramente i ragazzi diano il massimo e che ci diano questa bellissima vittoria contro la capolista, che non sarebbe male. Marco, un'ultima battuta sui temi di questa partita. Barcellona, lo abbiamo detto, trascinata soprattutto da Bruni, 18, quasi 19 punti di media e anche 7 assist, un giocatore super che peraltro avete già conosciuto lo scorso anno con la maglia di Piacenza. Mancherà Grilli, ci sono dei punti deboli da cercare, insomma, di attaccare in qualche modo? Oltre ad essere una squadra veramente forte, sono completi praticamente in ogni ruolo, perché comunque hanno per esempio un under come Gai, che è un under che esce dalla panchina con buonissime percentuali da 3 punti. Possono giocare in 10, anzi anche in 12, sarà difficile contrastare. Dobbiamo cercare di stare sul pezzo, come ha detto Vanuzzo, soprattutto in difesa. Allora, questa era la presentazione della partita, ora qualche spot pubblicitario, poi torniamo sempre in diretta dal Palapirastu. Ciao, sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico? Ora puoi. La società Bartoli Fisioredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisioredi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Palapirastu di Cagliari, 11ª giornata del campionato di Serie B, girone di la Fotodinamico Cagliari. Vuole regalarsi una serata da grande e sogna di fare lo sgambetto alla prima della classe, il Basket Barcellona, che giunge in Sardegna con un ruolino di marcia quasi immacolato, 10 partite, 9 vittorie, la sensazione di poter blindare il primato fino al termine del torneo. Oggi al Palapirastu però gli uomini di Massimo Friso, privi dell'infortunato Grilli, dovranno guardarsi bene dall'entusiasmo di Vanuzzo e compagni, intenzionati a portare a casa uno scalpo importante, peraltro in fiducia dopo il successo proprio in terra siciliana ottenuto su Patti, una vittoria che ha permesso di interrompere una striscia di 3 sconfitte consecutive nelle quali comunque i pirati non erano mai mancati dal punto di vista del gioco, arrivando a mettere in seria difficoltà un'altra candidata alla lotta promozione come Palestrina. Fotodinamico all'8° posto in classifica con 10 punti, bilancio in perfetta parità, 5 vittorie, 5 sconfitte domenica scorsa, come detto vittoria importante, a Patti 80-91 il punteggio finale, 18 punti personali per Giuliano Samoggia, 17 invece per Mirko Pilo, inoltre la doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Manuel Vanuzzo. Come detto, nel corso della copertina di presentazione realizzata con il general manager Marco Secci c'è una particolarità nel cammino
cammino degli uomini di Caboni, una sola vittoria in casa fino ad ora, peraltro contro un'altra formazione siciliana come Costa d'Orlando. Per il resto solo sconfitte contro però alcune delle migliori formazioni di questo campionato, ovvero Luis, Cassino e Palestrina. Sono ben 4 invece le vittorie in trasferta ottenute cospetto invece delle ultime della classe, vale a dire Patti, Battipaglia, Isernia e Venafro. La squadra di coach Caboni sta realizzando 72,2 punti di media, invece ne subisce 71,3. Barcellona, allora lo abbiamo detto, primo posto in classifica con 18 punti, il record parla di 9 vittorie e una sola sconfitta, reduce da 5 successi in fila contro Cassino, Battipaglia, Palestrina, Venafro e Stella Azzurra Roma. L'unica battuta d'arresto è arrivata alla quinta giornata, sconfitta abbastanza severa peraltro contro la Luis con il punteggio finale di 79-60. La squadra sta avendo un ottimo rendimento nonostante l'assenza di una pedina chiave come Grilli al seguito della squadra qui a Cagliari, ma ancora out per infortunio. Barcellona che è il secondo miglior attacco del girone in coabitazione con la Tiber con 83 punti di media realizzati, solo Palestrina fa meglio con 85,4. Quella di Barcellona è anche la quarta miglior difesa con 70,3 punti di media concessi a partita. Sono già in campo le due formazioni, allora vi diamo conto di quelli che sono gli starting 5 schierati dai due allenatori. La squadra di casa, la Fotodinamico Cagliari, inizia con Mauro Graviano, Mirko Pilo, Romeo Trionfo, Giuliano Samoggia e Manuel Vanuzzo. Dall'altra parte per Barcellona lo starting 5 schierato da coach Friso è composto da Michael Teghini con la canotta numero 8, poi con maglia numero 12 il capitano Giacomo Sereni, con la 15 Giovanni Bruni, con la 18 Luigi Brunetti. Va a saltare per la palla 2 con il numero 8 Stefanini. Primo possesso della partita per la Fotodinamico Cagliari che attacca con il possesso gestito da Mirko Pilo, Manuel Vanuzzo, poi serve Graviano, ancora la circolazione sul perimetro per i pirati, poi l'iniziativa dal palleggio di Pilo che prova a prendere il centro dell'area, c'è il taglio di Vanuzzo che non può essere servito, allora Graviano si mette in proprio, cerca la penetrazione con la mano destra, l'intervento di Stefanini è regolare secondo l'interpretazione arbitrale, allora palla persa dai pirati, rimessa dal fondo per Barcellona con Luigi Brunetti che ha rimesso in direzione di Teghini, il playmaker in maglia numero 5 è andato poi dall'altra parte in direzione di Stefanini che attende il taglio di Teghini, poi si va in punta per il passaggio in direzione di Sereni, tentativo di penetrazione da parte di Bruni, si mette sul suo corridoio però Romeo Trionfo che va a prendersi il fallo di sfondamento, primo fallo della partita allora per Bruni. Tema molto importante di questa partita il rendimento del playmaker di Barcellona, 18,9 punti di media fino a questo momento, terzo miglior marcatore del girone, primo per media assist a 7,1, primo anche per palle recuperate a 2,7, rimessa dal fondo allora per la squadra di casa, la Fotodinamico Cagliari con Manuel Vanuzzo. Intanto c'è da attendere prima della ripresa del gioco, 9 minuti 26 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto, non si è segnato al Palapirastu in questo anticipo di lusso dell'11ª giornata del girone D del campionato di Serie B. Ricordiamo anche quelli che sono i due arbitri di questa sfida, si tratta di Gianluca Cassiano e di Dario Di Gennaro di Roma. Barcellona, come ben saprete, piazza abituata alla 2, campionato che l'ha vista protagonista per tante stagioni, questa è la seconda avventura invece consecutiva in Serie B. Parleremo però più avanti nel corso di questa cronaca di quella che è la storia cestistica della maggior rappresentante cestistica della città di Barcellona, Pozzo di Gotto. Intanto seguiamo l'attacco della Fotodinamico Cagliari con Graviano, non trova lo spazio per la penetrazione, allora va da Mirko Pilo, tiro da 3 punti sbagliato, vola rimbalzo Trionfo, non riesce a controllare, l'ultimo tocco è stato però di un giocatore di Barcellona, allora rimessa dal fondo ancora per i pirati che possono continuare ad attaccare alla ricerca del primo canestro in assoluto di questa partita quando sta per scadere il primo minuto di gioco. A rimettere dal fondo è Mauro Graviano, attende lo smarcamento di Trionfo che riceve in angolo, la tripla mancina di Trionfo è molto corta ma lui stesso va a recuperare il rimbalzo, ci riprova dall'angolo, dalla media distanza, sbaglia anche in questo caso, canestro ancora tappato per la Fotodinamico, mentre attacca dall'altra parte Teghini, prova a prendere posizione profonda in questo caso Sereni, poi la penetrazione di Bruni, anche lui sbaglia, errore inusuale per il playmaker di Barcellona, ora cerca la linea di fondo ostruita però dalla difesa di Graviano, ancora Bruni, fuori per Sereni, la circolazione insistita a cercare Brunetti, poi Stefanini che si deve inventare qualcosa allo scadere dei 24, anche lui
trova solamente il ferro. Rimbalzo conquistato da Vanuzzo allora per la Fotodinamico Cagliari. Graviano in mezzo alle gambe, lavora sul blocco dell'ex capitano della Dinamo Sassari, tiro da 3 punti sputato dal ferro, una buona soluzione questa per Graviano. Allora in transizione Barcellona ha già perso però il pallone, che è stato recuperato da Trionfo già nella metacampo offensiva. Il giocatore in canotta numero 10, la linea di fondo di Graviano, cerca uno scarico, lo trova in direzione ancora di Trionfo, rifiuta il tiro, serve Pilo da 3 punti, a segno Mirko Pilo, e allora arriva finalmente il primo canestro di questa partita, è una tripla da parte di uno specialista come Mirko Pilo. 7:46 per chiudere il primo quarto, attacca Barcellona ora con Stefanini, preso in consegna da Trionfo, riceve a ridosso della lunetta per il tiro dalla media distanza Sereni, ancora un errore, percentuali abbastanza basse, anzi tendenti allo 0 per Barcellona in questo inizio di partita, ancora non ha segnato del resto la squadra di coach Friso. Ora Bruni prova a servire il post basso di Stefanini, che ha un mismatch contro Pilo, e arriva allora il primo canestro anche per Barcellona, un appoggio a canestro comodo con la mano mancina per Stefanini. 3-2 il vantaggio è sempre per la formazione di casa, mentre riceve lontano da canestro Giuliano Samoggia. Ha iniziato il campionato con difficoltà ma ora è in grande crescita, 18 punti come detto a patti, qui gran penetrazione centrale a segno con il sottomano, ha battuto facilmente Brunetti nell'1 contro 1, più 3 pirati sul 5-2. La risposta di Barcellona è ora affidata a Stefanini, che serve in punta Bruni, lavora sul blocco, viene preso in consegna da Samoggia, poi ancora ricezione profonda per Sereni che sbaglia sull'aiuto difensivo di Vanuzzo, recupera Graviano che ora prova ad affondare la transizione, e già dall'altra parte Graviano, lo scarico per Trionfo, buona la circolazione, in ritmo Samoggia sbaglia però la conclusione, allora rimbalzo per Stefanini, prova a correre anche Bruni dalla parte opposta, attende l'arrivo di Sereni, linea di fondo, gran palla per Teghini, piedi a posto da 3 punti, ancora un errore e ancora polveri bagnate per Barcellona. Questa però era un'ottima circolazione, Pilo dall'altra parte può attaccare 3 contro 3 praticamente per un istante la Fotodinamico, che ora preferisce riniziare lavorando su questo mismatch che oppone Pilo a Brunetti. Ancora Pilo, qui prende il centro dell'area, uno scarico a metà strada tra Trionfo e Vanuzzo, palla persa e attacco poco fluido nell'ultimo caso per la Fotodinamico. 6 minuti 1 secondo per chiudere il primo quarto, 5-2 il punteggio in favore della formazione di casa, mentre attacca Bruni dal palleggio, Brunetti a portare subito il blocco, tiro da 3 punti sbagliato ancora una volta da parte di Bruni. Ora Trionfo a condurre l'azione offensiva dei pirati, il consegnato di Samoggia ancora per Trionfo, si prende il tiro da 3 punti senza ritmo ma lo manda a segno Romeo Trionfo per il vantaggio ora di 6 lunghezze in favore della Fotodinamico Cagliari. 5:30 per chiudere il primo quarto, lavora dal palleggio Techini, serve l'uscita di Bruni che lavora a sua volta sul blocco di Brunetti, ancora Brunetti a ricevere il pallone in punta, poi va a prendere posizione in post basso, lavora in 1 contro 1 contro Vanuzzo, tiro in fadeaway, gran conclusione a segno per Luigi Brunetti, giocatore che sta viaggiando a 11,7 punti di media, cui aggiunge anche 6,8 rimbalzi in 31 minuti di impiego medio. Vorrebbe la palla in post basso anche Samoggia, si rinizia invece da Graviano che trova una gran penetrazione centrale e appoggia con la mano mancina il canestro del nuovo più 10 Fotodinamico. Dall'altra parte perso Teghini, si divora però il canestro, poi il fallo speso da Stefanini che abbassa le braccia su Vanuzzo, fallo personale numero 1 del giocatore in canotta numero 8 per Barcellona, il primo fallo della sua partita rimesso dal fondo per la Fotodinamico. 10-4 il punteggio in favore della compagine cagliaritana, che ora lavora ancora con il possesso gestito da Mauro Graviano. In zona offensiva il giocatore in canotta numero 4, serve Vanuzzo da 3 punti, primo ferro, Trionfo a rimbalzo, riesce solamente a toccare, allora chiedo scusa, dall'altra parte Bruni sbaglia, poi tiene vivo Barcellona con il rimbalzo offensivo. Teghini, poi palla in post basso ancora per Brunetti, gran partenza con il giro dorsale su Giuliano Samoggia, fallo speso dal giocatore in canotta numero 21. Fallo del numero 21 Samoggia. Anche per lui si tratta del primo della partita, 2 liberi per Brunetti. Abbiamo citato le sue statistiche in precedenza, tira con l'84% a cronometro fermo il giocatore nativo di Putignano, giocatore che
arriva da varie esperienze, l'ultima delle quali la scorsa stagione sempre a Barcellona. Realizza anche il secondo tiro libero, allora accorcia sul -4 Barcellona, 10-6 il punteggio, mentre attacca dal palleggio Mauro Graviano, si avvicina a Trionfo per ricevere, poi il post basso di Samoggia, prova il giro dorsale ma la via ostruita dalla buona difesa da parte di Sereni, poi l'errore con il rimbalzo conquistato da Stefanini, dall'altra parte Teghini, si rinizia da Stefanini e poi da Bruni. Ora Bruni a lavorare sul blocco di Sereni, mano sinistra, palleggio, arresto e tiro eseguito con mano morbidissima da parte di Giovanni Bruni. Accorcia Barcellona allora sul -2, 10-8 il punteggio, attacca Graviano, ha servito Trionfo, in punta Samoggia, arriva all'uscita dai blocchi di Pilo che cerca la penetrazione, non trova spazio, allora rinizia da Trionfo, ora Samoggia dà un'occhiata in direzione di Vanuzzo che riceve, poi manda per aria il tiro cadendo all'indietro, corta la soluzione del capitano, allora Bruni in transizione, a segno, canestro da campione per Bruni, un po' remissiva qui la difesa da parte della Fotodinamico, sorpasso e primo vantaggio nella partita allora per Barcellona sull'11-10, 3 minuti e 13 secondi per chiudere il primo quarto di gioco. Trionfo nell'attacco cagliaritano, Pilo prova l'uscita però non riesce a ricevere il pallone. La finta di consegnato da parte di Samoggia, un altro tiro cadendo all'indietro con grande sensibilità di tocco. In questo caso per Giuliano Samoggia torna in vantaggio la Fotodinamico Cagliari sul 12-11 mentre lavora dal palleggio Teghini. Bruni spara ancora da 3 punti, questo tiro però è sbagliato. Sereni va a un passo dalla conquista del rimbalzo che è però preda di Giuliano Samoggia. Ancora Samoggia percorre tutto il campo, va a subire il fallo di Stefanini, è il secondo della sua partita. È pronto un doppio cambio per Barcellona che sta per mandare sul parquet Flavio Gai con la canotta numero 6 e con la canotta numero 19 Marco De Angelis. 2 minuti e 42 per andare al primo mini intervallo, rimessa in attacco per la Fotodinamico Cagliari con Romeo Trionfo sul pallone, servito Samoggia, arriva Pilo a ricevere il pallone, è accoppiato proprio con il nuovo entrato Gai, l'uscita dall'altra parte di Trionfo, da un'occhiata verso Vanuzzo, fermo ora l'attacco della Fotodinamico, il blocco di Vanuzzo che cerca in qualche modo di far iniziare un gioco. 4 secondi per il tiro sbagliato poi da Vanuzzo, l'ultimo tocco però a rimbalzo e di Gai, bravo Pilo nell'ultima circostanza a mettergli un pizzico di pressione, a indurlo in questo errore. Rimessa dal fondo allora per la Fotodinamico, 14 secondi per il tiro, 2 minuti 22 secondi per la prima pausa all'interno di questa partita. Qui servito subito Pilo sulla rimessa, l'ultimo tocco è stato ancora di Gai e si rimane sostanzialmente lì. Mentre arriva un altro cambio per Barcellona con l'uscita di Sereni e il pronto rientro in campo da parte di Stefanini. Il vantaggio ovviamente, lo ripetiamo, è per la formazione di casa, un solo punto, 12-11, 5 secondi qui per Graviano che non riesce a rimettere in gioco il pallone in tempo utile. Fa cenno all'arbitro, gli dice erano trascorsi al massimo solamente 3 secondi. Fatto sta che Barcellona può attaccare allora con il possesso gestito da Teghini, l'uscita poi dall'altra parte per Gai che cerca la linea di fondo, lo scarico fuori per Teghini, la finta su Pilo dietro la schiena, gran giocata qui per Teghini, riesce a riaprire per Gai, tiro da 3 punti a segno, gran bella esecuzione qui da parte di Barcellona con la Fotodinamico che in precedenza era andata a chiedere un fallo di sfondamento. Vantaggio Barcellona allora sul 13-12, era da 2 punti l'ultima conclusione. L'uscita di Pilo che prova a prendere il centro dell'area, offre un buono scarico in direzione di Vanuzzo che non riesce però a realizzare nonostante l'appoggio al tabellone all'apparenza comodo. Teghini per Gai in punta, perso qui dalla difesa e va a segno ancora una volta Flavio Gai, un fattore subito all'ingresso in questa partita. Vantaggio per Barcellona su 16-14, immediata reazione da parte dei pirati, pescato qui ottimamente il taglio di Mauro Graviano per il -2, 16-14, 1 minuto e 10 per chiudere il primo quarto. Gai in punta per Stefanini, Samoggia gli lascia lo spazio per la conclusione da 3 punti che si infrange sul secondo ferro, rimbalzo conquistato da Pilo che ora attraversa la metà campo e si porta in zona offensiva
Graviano per Vanuzzo in angolo da Samoggia, spazio per il tiro da 3 punti a segno di Giuliano Samoggia, contro sorpasso fotodinamico Cagliari su Barcellona, 17-16 il punteggio. Siamo entrati nel corso dell'ultimo minuto del primo quarto di gioco, mentre reclama palla in post medio Stefanini. Si va invece dall'altra parte dove c'è Teghini, vorrebbe ricevere anche Brunetti. Ora c'è l'arresto e tiro di De Angelis, molto morbido anche questo a segno, non un tiro semplice per De Angelis, che riporta avanti Barcellona sul 18-17. Ora la fotodinamico che potrà attaccare, potrà andare fino in fondo con questo possesso ora nelle mani di Giuliano Samoggia, in punta Vanuzzo, poi la circolazione a premiare Mauro Graviano. L'uscita di Pilo ancora una volta ostruita, sta ben attenta Barcellona sui passaggi verso la guardia sassarese. Errore intanto per Graviano, fischio arbitrale, fallo commesso proprio dal playmaker dei Pirati. 2 secondi e 2 decimi allora per l'ultimo tiro di Barcellona all'interno di questo primo quarto di gioco al Palapirasto di Cagliari. Concesso ancora spazio a Gai da centrocampo. Gai, la sua soluzione è però corta. Allora termina il primo quarto di gioco, vantaggio Barcellona qui a Cagliari, 18-17 sulla fotodinamico. Pausa nella partita, pausa anche per noi, poi tra pochissimo ancora in diretta, pronti a raccontarvi il secondo quarto di questa sfida. La società Bartoli Fisi Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisi Redi sostiene lo sport. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Palapirastu di Cagliari. Si riparte dal vantaggio Barcellona, 18-17 il punteggio. De Angelis a eseguire la rimessa in direzione di Teghini, subito preso in consegna da Pilo, poi il pallone per Stefanini che attende l'uscita ancora di De Angelis. Nuovo entrato Pedrazzani a bloccare in direzione di Gai Fischio, lontano dalla palla, blocco irregolare di Stefanini. Dovrebbe essere addirittura il terzo della sua partita. Un'occhiata verso il tavolo degli ufficiali di campo, no, non è così. Stefanini è ancora in controllo dal punto di vista dei falli, dunque non c'è emergenza per coach Friso. Ora Stefanini va ancora a protestare all'indirizzo di una delle due giacchette grigie, riprende il gioco con la rimessa eseguita in direzione di Mauro Graviano, attende l'uscita di Trionfo, poi si lavora per la ricezione profonda di Vanuzzo. Pedrazzani si aiuta come può sulla sua ricezione, va a spendere il primo fallo della sua partita. Rimessa in attacco ancora per la fotodinamico Cagliari che andrà a eseguire con Graviano. Sono andati a colloquio coach Caboni e il suo primo assistente Pierfrancesco Zurru. Il blocco per l'uscita di Trionfo, riceve in questo momento l'ala nativa di Mesagne. Ora mette palla per terra, arresto e tiro sbagliato, soluzione abbastanza difficile, era chiusa la difesa di Barcellona. Barcellona che già dall'altra parte con Teghini a lavorare sul blocco di Pedrazzani, poi si fa vedere oltre l'arco Gai, mette palla per terra contro Trionfo, innesta la retromarcia e poi prova a batterlo con la finta, va a spendere il fallo Romeo Trionfo. Dunque ancora rimessa in gioco in zona d'attacco per Barcellona, sostituzione per la fotodinamico Cagliari, esce Daniele Locci, scusate, esce Mirko Pilo ed entra in campo Daniele Locci. Rimessa per Barcellona con Gai a eseguire. Gai attende l'arrivo di Teghini, va a prenderlo proprio il nuovo entrato Daniele Locci, penetrazione di Teghini, poi il passaggio fuori per Pedrazzani, ha spazio per il tiro dalla media distanza, a segno Pedrazzani per il +3 Barcellona, 20-17 il punteggio, mentre attacca Graviano, palla in mezzo alle gambe, poi dall'altra parte si fa vedere Trionfo, vuole ancora la ricezione profonda di Vanuzzo, c'è un contatto non falloso secondo l'interpretazione arbitrale, poi sbaglia in reverse anche Daniele Locci. Il pallone controllato da Barcellona dall'altra parte con Teghini, ancora Teghini fuori per Gai, come abbiamo già detto un fattore all'interno di questa partita. Qui va a segno ancora con una grande esecuzione, pulitissimo pallone
palleggio, arresto e tiro per il +5, che è anche il massimo vantaggio all'interno di questa partita per il Basket Barcellona. 22-17 il punteggio, 8:30 invece per andare all'intervallo lungo. Prova a farsi vedere in post medio Samoggia, riceve oltre l'arco Loci, che è il quinto miglior giocatore per percentuale da 3 punti in questo campionato. Ancora una palla persa che favorisce il contropiede di Barcellona, conclusa in maniera vincente ora da Teghini. 24-17 la Fotodinamico Cagliari, che sta accusando un momento di impasse all'interno di questa partita. Se i Pirati vogliono giocarsela fino alla fine contro una squadra quotata e costruita per lottare nelle zone nobili del campionato come Barcellona, devono senz'altro evitare questo genere di blackout. Riepiloghiamo la situazione: 24 allora per la formazione siciliana, 17 invece per la Fotodinamico Cagliari. Abbiamo parlato brevemente in precedenza di quella che è la storia cestistica di questa piazza abituata, Barcellona ovviamente, alla Serie A2. È il secondo campionato consecutivo però in Serie B. L'obiettivo è quello di ritrovare ovviamente un palcoscenico più consono come sarebbe la seconda divisione nazionale. Lo scorso anno secondo posto nel girone C alle spalle di Napoli, poi eliminazione di Porto Sant'Elpidio al primo turno, sconfitta invece per mano di Campli 3-1 nella serie di semifinale. Ci sono alcuni nomi che legano la storia cestistica di Barcellona alla Sardegna. Il primo, oltre che il più recente, quello di Massimo Chessa. Si possono citare anche Ugo Ducarello, ex coach di Barcellona, è stato a lungo assistente di Meo Sacchetti a Sassari. Poi ancora l'ex Silver Porto Torres, Damian Filloi. Non si può certo dimenticare Alberto Brembilla, ormai algherese acquisito. Intanto è ripreso il gioco qui al Palapirastu dopo il time out. Fischio lontano dalla palla, Gai va a usare un po' troppo le braccia nell'accoppiamento difensivo con Loci. Il pallone viene ancora assegnato alla Fotodinamico Cagliari per la rimessa dal lato in zona offensiva, che verrà eseguita da Daniele Loci. 8 minuti 8 secondi al termine del secondo quarto. Riceve Graviano, che lavora sul blocco del neoentrato Mauro Passaretti. Il tentativo di crossover per Graviano, che poi si rifugia in angolo da Trionfo, prova a prendere il centro dell'area, la virata con il canestro realizzato da parte di Trionfo. La sua azione era però viziata da un'infrazione di passi secondo l'interpretazione del direttore di gara. Allora nulla di fatto, Barcellona può attaccare, palla in mano sul +7, mentre gli arbitri vanno a interrompere ancora il gioco. C'è da asciugare il parquet in seguito a una caduta. Dicevamo in precedenza, Barcellona che ha sfiorato peraltro più volte l'approdo nella massima serie, a cominciare dalla stagione d'esordio in Serie A2, era il 99-2000, la vide perdere in finale contro Udine, e in quella squadra peraltro giocava proprio Alberto Brembilla, ormai stabilitosi in quel di Alghero. Nel 2012-2013 invece primo posto in regular season, poi eliminazione dei playoff ai quarti per mano di Trento. Da quel momento in poi una lenta parabola discendente culminata con la retrocessione della stagione 2015-2016. Intanto c'è stato un cambio con Bruni, che è rientrato sul parquet per Barcellona. Ora il possesso offensivo viene però gestito da De Angelis, lo attende Trionfo, poi in punta c'è Gai, spara da distanza siderale, il pallone si stampa sul primo ferro, errore, è già pronto a eseguire la rimessa la Fotodinamico Cagliari, con Samoggia che va dalle parti di Mauro Graviano, arriva Loci, poi il pallone per Samoggia, ancora Loci, il pallone in punta per Graviano, circolazione per il playmaker bianco-blu. Stefanini va a spendere in maniera, a mio giudizio, più che evidente il fallo in questa circostanza, allunga la gamba per cercare di contenere la penetrazione di Graviano, che era stato più veloce di lui con il primo passo. Non hanno alcun diritto di cittadinanza le sue proteste. Intanto l'uscita proprio di Graviano, l'ingresso in campo da parte di Pompianu. Dunque va a prendersi un po' di riposo il play titolare della Fotodinamico Cagliari. Ora la ricezione difficoltosa per Loci, che vuole attaccare subito De Angelis in maniera aggressiva. Il pick and roll con Passaretti, tiro da 3 punti per Samoggia, secondo ferro. La Fotodinamico continua
a non segnare in questa partita, è in passo offensiva ormai davvero molto lunga. Pedrazzani sbaglia qui anche con un pizzico di sfortuna, il suo appoggio con la mano mancina viene rifiutato dal Ferro, dall'altra parte sbaglia anche Trionfo, può correre allora Barcellona che si affida a Bruni, il ritmo Gai per il tiro da 3 punti, sbagliato poi la lotta a rimbalzo con Stefanini che non riesce però a tenere in gioco il pallone, rimessa dal fondo per i cagliaritani, è pronto il ritorno in campo di Mirko Pilo. Trionfo un po' fuori giri negli ultimi possessi, ha provato a prendersi responsabilità, non è riuscito però a trovare fortuna, allora attacca la Fotodinamico Cagliari con lo schema chiamato da Andrea Pompiano, il classe 99 prodotto del vivaio della Dinamo Sassari, attende l'uscita dei blocchi di Pilo, poi c'è Samoggia che prova a farsi vedere in angolo, Locci deve cercare la penetrazione, offre ancora all'indirizzo di Pilo, primo ferro con la conclusione da 3 punti, bel rimbalzo qui conquistato da Pedrazzani, Bruni a condurre l'azione offensiva di Barcellona, lavora sul blocco di Stefanini, cerca di prendere la penetrazione con la mano mancina, gira attorno a Pompiano, 2 punti di grande fattura da parte di Giovanni Bruni, intanto rischia una banalissima palla persa sulla rimessa la Fotodinamico Cagliari che ora potrà ripetere ora con Daniele Locci, la rimessa dal fondo, ancora manovre nella panchina di Barcellona. Riepiloghiamo i quintetti perché c'è l'ingresso in campo con la canotta numero 0 di Idiaru Efe, allora Gai, Bruni, Pedrazzani, proprio Efe e con la maglia numero 19 De Angelis per la compagine siciliana. La Fotodinamico Cagliari risponde con Passaretti, Samoggia, Pilo, Locci e Pompiano. Qui l'iniziativa personale di Passaretti che però non trova fortuna. Gai commette una infrazione di passi, non trova il passaggio di apertura che cercava verso Bruni. Bruni era già più avanti con la sua posizione, una palla persa abbastanza evitabile in questo caso per la formazione di coach Friso, mentre è pronto il rientro in campo di Capitan Vanuzzo per la Fotodinamico Cagliari. Va a rilevare Giuliano Samoggia, 26-17 il punteggio in favore del Basket Barcellona qui al Palapirastu di Cagliari quando mancano 6 minuti e 5 secondi per la conclusione del secondo quarto. Il taglio di Pilo, prova a farsi vedere Pompiano che riceve in questo momento il pick and roll laterale che non riesce per pochissimo con Passaretti. Bruni ha recuperato palla e ora vorrebbe attaccare il mismatch contro Vanuzzo. Vanuzzo però non ha paura e avanza la sua posizione, piega le gambe, viene battuto però facilmente da Bruni, offre una buona palla lungo la linea di fondo per De Angelis, sfortunato qui il numero 19 ospite che va a calpestare in maniera inavvertita la linea di fondo con un piede. Allora palla persa, 5:40 per chiudere il secondo quarto. Attacca la Fotodinamico Cagliari che cerca nuovamente energia per cercare di sbloccarsi da questo momento di difficoltà in zona offensiva. Ancora un errore da parte in questo caso di Mauro Passaretti. Gai corre dall'altra parte, il pallone in angolo per Bruni da 3 punti. Errore per Bruni, poi rimbalzo per Pompiano in mezzo a 2 maglie blu, riceve il fallo che è stato commesso da Gai secondo le giacchette grigie, speso il bonus e allora ci sono liberi per Andrea Pompiano, giocatore in grande crescita, sta realizzando 3,1 punti di media in circa 13 minuti, cifre che non testimoniano però appieno quello che è il suo buon momento all'interno di questo campionato. Giocatore nativo di Civitavecchia che ha iniziato la sua trafila giovanile, quel di Marrubiu, per poi passare all'Azzurra Oristano, è stato anche fuori dalla Sardegna, la Virtus Siena, poi il rientro nel settore giovanile della Dinamo Sassari. Qui fa 1 su 2 dalla lunetta e riesce a sbloccarsi dopo un'eternità. Allora la Fotodinamico Cagliari, 26-18 il punteggio, il pallone in punta per Gai, l'uscita di Bruni, va a mettergli pressione Pompiano, è pronto il blocco di Pedrazzani, step back e poi canestro da 3 punti a segno per Bruni, 29-18 più 11. Ritocca il massimo vantaggio in questa partita Barcellona. In mezzo alle gambe Pompiano, ora Locci in punta, il blocco di Vanuzzo che fa circolare ancora per Pompiano, cerca di prendere la linea di fondo, il pallone fuori per Locci, alto basso con Passaretti, errore per Passaretti che chiedeva a gran voce un fallo che però non arriva. Allora Gai è già dalla parte opposta, attende l'arrivo per il blocco di Pedrazzani, dietro la schiena Gai arresta il palleggio, cerca
poi Bruni che vuole lavorare dal palleggio contro Pompianu, chiama vicino a sé Pedrazzani per il blocco, Bruni va dentro in penetrazione, battuto Pompianu, altri 2 punti, 31-18 in favore di Barcellona, che ora sta scappando via nel punteggio. Finora la Fotodinamico è riuscita a restare a contatto solamente per i primi 10 minuti. Il secondo quarto è stato un sostanziale monologo di Barcellona, con canestro ora realizzato da Vanuzzo. Sono 3 i punti realizzati dalla Fotodinamico nel corso di questo secondo quarto. Pedrazzani segna con il fallo, sono andati in 2 a chiudere su questo pallone sotto. Si trattava di Passaretti e di Loci. Arriva il fallo speso su Pedrazzani che porta Barcellona sul più 13, 33-20, torna in campo Trionfo, esce Passaretti, non è riuscito a trovare un grande impatto all'interno di questa partita. Passaretti che è solito fornire grande energia in uscita dalla panchina. Intanto Pedrazzani, errore con il libero aggiuntivo, si rimane sul 33-20, 3 minuti 50 per chiudere il secondo quarto. Ha chiamato lo schema offensivo Andrea Pompianu, che attende ora l'arrivo di Trionfo, guarda in mezzo all'area il giocatore pugliese, vuole il post basso di Loci, lo scarico fuori per Pompianu, in ritmo, tiro da 3 punti frontale per Vanuzzo, a segno, 5 punti in fila per il capitano, che cerca di ridare energia in questo momento di difficoltà alla Fotodinamico Cagliari, che trova dunque il meno 10, 33-23, palleggio, arresto e tiro, errore però per Bruni in questo caso, con il rimbalzo che è stato conquistato da Vanuzzo. Pompianu dentro per Trionfo, semigancio però sbagliato e non di poco da parte del numero 10. Dall'altra parte Efe, palleggio, passo e tiro sbagliato al limite tra l'altro dell'infrazione di passi. Poi Pompianu rischia anche lui di pasticciare, va per Pilo da 3 punti, a segno anche Mirko Pilo, reazione Fotodinamico ora sul 33-26. Coach Friso va subito a interrompere la partita chiamando time out, vuole gestire con i suoi ragazzi questo piccolo tentativo di ritorno da parte della Fotodinamico, come detto sul 33-26, 3 minuti esatti per la conclusione del secondo quarto. Pausa per noi. Riprende il gioco, 3 minuti esatti per andare al riposo lungo, vantaggio Barcellona sul 33-26, riceve Teghini, porta palla in zona d'attacco, è controllato da Daniele Loci, il pallone per Bruni, il taglio di Idiaru F, poi Brunetti che prova a farsi vedere, ancora il giocatore in canotta numero 0 a ricevere oltre l'arco, il pallone sotto per De Angelis, poi fuori ancora per Brunetti, tiro dall'angolo, a segno per Barcellona. Ancora una sontuosa esecuzione da parte dei giocatori allenati da Massimo Friso, nuovamente sul più 10, 36-26 il punteggio. Vediamo come risponde la Fotodinamico Cagliari, che ora si affida a Romeo Trionfo, mette palla per terra contro De Angelis, poi fuori per Loci da 3 punti, errore in questo caso, e poi più in alto di tutti a rimbalzo Brunetti. Teghini a condurre l'azione offensiva per Barcellona, lavora sul blocco di Brunetti, poi De Angelis con il consegnato per Bruni, cerca di prendere posizione profonda nel mismatch contro Loci. Brunetti lavora invece dal palleggio, Teghini che va a subire in maniera abbastanza netta il fallo di Daniele Loci. Ci saranno 2 liberi allora per il giocatore in canotta numero 5, 2 minuti 3 secondi alla conclusione del secondo quarto, più 10 Barcellona sulla Fotodinamico Cagliari. Teghini in lunetta, giocatore classe 1992, 7,5 punti e 2 assist in 23 minuti di impiego medio in questa stagione, prima di approdare a Barcellona. Varie esperienze per lui, soprattutto in Serie C, una delle quali a Piadena, dove ha sfiorato la promozione in Serie B. Precedenza è stato anche a Cividale del Friuli, poi a Trieste, varie esperienze come detto per Teghini. Barcellona sul 37-26, Teghini in lunetta realizza il secondo, 38-26, più 12 Barcellona sulla Fotodinamico Cagliari. Schema pollice ora nell'attacco dei cagliaritani, con Pompianu
poi Vanuzzo ha perso il controllo del pallone, allora Barcellona si affida a Giovanni Bruni, pollice basso la chiamata dell'esperto playmaker in canotta numero 15. De Angelis oltre l'arco attende il piazzamento dei compagni, Brunetti la finta di consegnato e poi il passaggio ancora in direzione di Bruni in angolo per Idiarouefe, tiro cortissimo, Pompiano era finito a terra nel tentativo di tagliafuori su Brunetti che aveva spinto, però nonostante le proteste di coach Friso arriva il fallo personale per il giocatore in canotta numero 18 di Barcellona. Fallo che costa caro perché permette 2 liberi ancora ad Andrea Pompiano, mentre tutto pronto per il ritorno in campo di Giuliano Samoggia, che va a rilevare Daniele Loci. 1 minuto e 32 secondi alla conclusione del secondo quarto. Arriva ora anche un richiamo per coach Friso in panchina, molto arrabbiato per l'ultimo fischio che dunque permette 2 liberi, come detto, ad Andrea Pompiano. 1 su 2 in precedenza per il giocatore nativo di Civitavecchia. Il primo è sbagliato, si rimane sul 38-26 in favore di Barcellona. Dunque con una accelerazione nel secondo quarto riuscita a scavare un po' il solco. 1 su 2 ancora una volta per Pompiano, 38-27, mentre ha chiamato lo schema 3 Teghini nell'attacco di Barcellona. Il pallone ceduto all'indirizzo di De Angelis, sale per ricevere Idiarouefe, lavora contro Pilo, poi ancora Teghini, il blocco di Brunetti per la giocata di pick and pop, gran palla sotto di Teghini per Bruni, 2 punti facili per Giovanni Bruni. 40-27, meritato più 13 Barcellona fino a questo punto del match. Diverse esecuzioni davvero perfette nell'attacco siciliano. Intanto servito nel cuore del pitturato Samoggia, offre un buon pallone per il tiro da 3 punti che Trionfo non riesce a sfruttare nonostante tanti metri di vantaggio. Bruni è già dall'altra parte allora per Barcellona. 48 secondi alla conclusione del secondo quarto. Bruni la finta, poi il tiro appoggiato al tabellone è sbagliato. Rimbalzo conquistato da Samoggia, prova a partire la transizione della Fotodinamico Cagliari, palleggio arresto di tiro sbagliato ancora una volta da parte di Pilo, passeggia nervosamente a ridosso della propria panchina coach Beppe Caboni. Il fallo speso intanto da Pompiano sul palleggio di Bruni, è il quarto fallo di squadra della Fotodinamico Cagliari nel corso di questo secondo quarto. Ora la rimessa dal lato eseguita da Efe per Bruni, il pallone fuori per Brunetti, guarda ancora in direzione del compagno in canotta numero 0, gran velocità per questa linea di fondo di Efe, poi il tiro sbagliato da De Angelis. Dall'altra parte Pompiano per Pilo, palleggio arresto e tiro, pallone però non trova nemmeno il ferro. Allora 7 secondi per l'ultimo attacco di questo secondo quarto per Barcellona. Teghini comodo, piazzato dalla media distanza, 42-27, poi la preghiera di Pompiano che non viene accolta. Chiude in crescendo Barcellona in netto vantaggio qui al Palapirastu con il punteggio di 42-27 contro una Fotodinamico Cagliari che ha tenuto botta solamente per i primi 10 minuti e poi si è scollata dalla partita accusando delle grosse difficoltà soprattutto in zona offensiva. Per il momento noi andiamo a interrompere il collegamento qui da Cagliari, ma tra qualche minuto torneremo pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Ciao, sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del Fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico? Ora puoi.
squadre nuovamente in campo al Palapirastu di Cagliari. Si riparte dal 42-37, vantaggio Barcellona. Si riparte con Giuliano Samoggia, Mauro Graviano, Romeo Trionfo, Manuel Vanuzzo e Mirko Pilo per i Pirati. Barcellona risponde con Stefanini, poi con il numero 12 Sereni, il capitano, qui ancora Teghini, Bruni e Brunetti. Questi 10 protagonisti sul parquet. La Fotodinamico Cagliari cercherà di rimettere in carreggiata una partita che è scappata di mano nel corso del secondo quarto, con Barcellona che ha accelerato in maniera veemente. Ora comanda questa partita, pienamente in mano le redini dell'incontro. Ora Graviano dal palleggio prende la linea di fondo, sbaglia però la conclusione in reverso. Un pizzico di sfortuna ancora una volta per il playmaker in canotta numero 4 della Fotodinamico Cagliari. Ora penetrazione per Bruni, c'è il tocco sul pallone da parte di Romeo Trionfo e dunque rimessa dal fondo ancora per la Fotodinamico. Nulla di fatto per il giocatore in canotta numero 15 di Barcellona. Graviano dal palleggio scambia con Trionfo, poi ancora un tentativo di penetrazione contro la difesa però attenta di Stefanini. Gran scarico sotto per Capitan Vanuzzo, il suo il primo canestro di questo quarto. 42-29 allora in favore sempre di Barcellona. Stefanini oltre l'arco attende l'uscita dai blocchi da parte di Teghini. Ora sale a bloccare Capitan Sereni che poi rolla dentro, prende posizione profonda contro Trionfo, sportellate tra i due. Teghini si accontenta della tripla, sbaglia poi il rimbalzo di Vanuzzo. Già dall'altra parte Graviano cerca una soluzione, la trova con il post basso di Samoggia. Il tiro contro Brunetti è sbagliato, rimbalzo conquistato da Bruni che corre dall'altra parte, attende l'arrivo dei compagni, poi scarica all'improvviso per Stefanini. C'è il fallo di Samoggia. Allora a 8 minuti e 39 secondi dalla conclusione del terzo quarto, Barcellona è sempre avanti con il punteggio di 42-39. Liberi ora per Stefanini, fermato dal fallo di Giuliano Samoggia. Fabio Stefanini, giocatore classe 1993, 9,3 punti di media, 5,8 rimbalzi in questa stagione, tiri liberi con l'85%, il primo è dentro. Lo scorso anno un'ottima regular season per lui a 6,7 punti di media. In precedenza varie esperienze tra queste Golfo Piombino e Piacenza, anche in Lega 2 Silver. 44-29 ora in favore della formazione siciliana. Ricezione profonda per Trionfo che lavora proprio contro Stefanini. Il tiro cadendo all'indietro è sbagliato. I Pirati quest'oggi stanno trovando veramente grandi difficoltà nel trovare la via del canestro. Stefanini sbaglia, poi Pilo che prova ad affondare la transizione contro Bruni. Serve il taglio di Graviano, probabilmente spinto alle spalle. Ora porta spalle a canestro Teghini, ancora Graviano con Teghini che prima gli leva la sedia e poi va a cercare il pallone. L'ultimo tocco è stato proprio del giocatore di Barcellona, dunque ci sarà rimessa dal fondo per la Fotodinamico Cagliari con Mauro Graviano. 13 secondi per il tiro, il blocco di Samoggia. Trionfo si fa vedere e riceve oltre l'arco, è preso in consegna da Bruni. C'è anche Graviano che dà il pallone in direzione di Samoggia, da 3 punti a segno Giuliano Samoggia per regalare un po' di energia alla Fotodinamico Cagliari. 44-32, più 12 Barcellona, palla in mano ora con Stefanini. In punta c'è la ricezione di Sereni, poi Teghini in mezzo alle gambe contro Graviano, penetrazione con la mano mancina, molto bravo qui Teghini, più veloce di Graviano, deposita a canestro il layup del 46-32, dunque nuovo più 14 Barcellona. Pilo che lavora sul blocco di Samoggia, ancora Samoggia oltre l'arco, dall'altra parte c'è Graviano, in punta Vanuzzo con il tiro da 3 punti sbagliato, poi a rimbalzo ci arriva con il numero 8 Stefanini. Dall'altra parte altri 2 per Teghini, sono 10 personali per lui. 48-32 in favore sempre di Barcellona, in abbondante controllo di questa partita qui al Palapirastu di Cagliari. 6 minuti e 58 per chiudere il terzo quarto. In mezzo alle gambe Graviano, poi Pilo cerca di prendere il centro dell'area, scarica per Vanuzzo, extra pass poi in direzione di Trionfo, palleggio, arresto e tiro a segno per Trionfo. 48-34 trova
Allora finalmente dopo vari tentativi andati a vuoto la via del canestro, Romeo Trionfo abbastanza sfortunato, non grandi percentuali nella sua partita, intanto sbaglia Brunetti dall'altra parte, sembra essersi fatto male nell'ultima circostanza il giocatore in canuta numero 18 di Barcellona che rimane a terra. Dall'altra parte c'è Pilo che prova ad attaccare il sovrannumero a segno con la mano destra. Mirko Pilo realizza il nuovo meno 12, 48-36, 6-13 per andare al riposo, per andare all'ultimo riposo. Stefanini in punta per Sereni, poi l'uscita di Bruni che lavora contro Trionfo, lo scarico sotto ottimamente eseguito per Sereni che però si divora il canestro. Allora la Fotodinamico che può provare a rispondere con Pilo fuori da Graviano, riesce a controllare un pallone non semplice, è accoppiato con Bruni, lo attacca dal palleggio, il tiro frontale è sbagliato, Vanuzzo tiene vivo a rimbalzo, Trionfo da 3 punti sul primo ferro con rimbalzo lungo che è preda di Stefanini. Ora l'attacco di Barcellona gestito da Bruni, sempre più 12 in favore della squadra di coach Friso a 5 minuti e mezzo dalla conclusione del terzo quarto. Il blocco di Brunetti per favorire l'uscita di Bruni, ancora un blocco stavolta portato da Sereni che vuole palla in ricezione profonda contro Trionfo, lavora bene con il fisico, qui il fratello d'arte del portiere a lungo in Serie A Matteo Sereni, canestro del 50-36, nuovo più 14 per Barcellona. Ora Vanuzzo oltre l'arco attende l'arrivo di Graviano che a sua volta va a bloccare in direzione di Samoggia. Samoggia è accoppiato con Sereni, palleggio, arresto e tiro difficile, ma sono questi i canestri di Giuliano Samoggia, 50-38. La Fotodinamico Cagliari che viene però sempre mantenuta a distanza di sicurezza parte di Barcellona, mentre è pronto l'ingresso in campo, il primo della partita, di Giuseppe Floridia. Bruni con la penetrazione mancina, errore, rimbalzo per Samoggia, contropiede di Pilo che accelera, va fino in fondo Mirko Pilo con Stefanini che leva il pallone quando ormai stava cadendo dal canestro convalidato ovviamente. 50-40, meno 10 Fotodinamico Cagliari. C'è coach Friso che ricorre al cambio dunque con l'ingresso di De Angelis. Riepiloghiamo i quintetti: Teghini, Bruni, proprio De Angelis, Brunetti e Sereni per Barcellona, ancora Floridia, Graviano, Pilo, Samoggia e Vanuzzo invece per i cagliaritani. Il gioco che è ripreso, 4 minuti 30 secondi per la conclusione del terzo quarto. Attacca Teghini che ha chiamato lo schema offensivo per Barcellona, l'uscita di Bruni che lavora contro Floridia. Ora Samoggia che esce sul tentativo di tiro da 3 punti di Bruni, un po' fuori giri, costretto a perdere il pallone. Graviano con il fallo in attacco, qui usa in maniera impropria, a giudizio del direttore di gara, il braccio esterno nel tentativo di difendersi dall'attacco del giocatore avversario. Le proteste da parte di Graviano che torna sconsolato nella metacampo difensiva. Barcellona tira un sospiro di sollievo dopo una brutta palla persa, una volta tanto, dal miglior assist man e terzo miglior marcatore del girone D del campionato di Serie B, ovvero Giovanni Bruni. 4 minuti 16 secondi per concludere il terzo quarto. L'Accademia avrebbe avuto una buona chance qui per scollinare sotto la doppia cifra di svantaggio. Allora si riparte con Barcellona in possesso del pallone. De Angelis mette palla per terra contro Pilo, Sereni reclama il pallone, ancora una volta spalle a canestro. Bruni, il gioco a 2 con Sereni, ancora un errore per Giacomo Sereni che non sta trovando grande fiducia in questa partita. Tripla in transizione intanto, a segno per Giuseppe Floridia con la maschera per proteggere il naso dopo la rottura del setto nasale accusata la scorsa settimana nel corso di un allenamento. Attenzione alla Fotodinamico Cagliari che allora si porta sul meno 7, 50-43 il punteggio. I Pirati stanno provando a riaprire una partita che è stata pressoché chiusa per larghi tratti. 3:53 per chiudere il terzo quarto, pausa per noi. La società Bartoli Fisio Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio Redi sostiene lo sport.
Si torna a giocare al Palapirastu, la tripla di Floridia per rimettere in carreggiata i pirati sul 50-43, meno 7, 3-48 per chiudere il terzo quarto. La pressione di Graviano su Techini, ora prova a crederci la Fotodinamico mentre attacca Bruni che serve Brunetti, l'end-off ancora per Bruni, attacca la linea di fondo contro Vanuzzo, De Angelis ancora per Bruni, 6 secondi per il tiro di Barcellona, Bruni sul primo ferro, gran rimbalzo poi di Brunetti che corregge e realizza un canestro che fa male alla Fotodinamico. 52-43, schema maglia chiamato da Graviano nell'attacco cagliaritano. Ora il consegnato ancora per il playmaker che serve Pilo, tripla frontale, Pilo però scheggia a malapena il primo ferro. Techini allora schema 3 nell'attacco di Barcellona, ha cambiato idea, era L la prima chiamata di Techini che ora vorrebbe palla contro Graviano, tiro da 3 punti a segno senza ritmo per Giovanni Bruni, che canestro per ricacciare indietro la Fotodinamico Cagliari. 55-43 il punteggio, nuovo più 12 Barcellona, mini break di 5-0 allora per spegnere gli entusiasmi dei cagliaritani. Qui Brunetti con un fallo su Graviano abbastanza evidente, allunga il gomito anche in maniera abbastanza pericolosa il giocatore in canotta numero 18 che poi viene a colloquio ravvicinato con Graviano. Qualche scintilla tra i due immediatamente ricomposta, rimessa dal fondo per la Fotodinamico Cagliari. Graviano è pronto a eseguire, abbastanza frustrato per non essere stato secondo lui sufficientemente tutelato dai due arbitri nel corso di questa partita. Intanto esce Pilo e torna in campo Daniele Loci che può essere importante con la sua energia in questa fase della partita. 2 minuti e 43 per chiudere il terzo quarto, rimessa dal fondo di Graviano, prova a smarcarsi Floridia che riceve in questo momento, guarda il canestro, sceglie la penetrazione, perde però la maniglia e allora all'ultimo tocco è il suo. Rimessa dal fondo per Barcellona, nulla di fatto per questo attacco da parte dei biancoblù. Floridia chiede spiegazioni, non ottiene udienza. Barcellona ha già eseguito la rimessa e ora oltrepassa la metà campo con Techini. Bruni la finta di tiro, poi il suggerimento in punta per De Angelis, lo ci va a cercare il pallone, l'uscita di Bruni che poi attacca il canestro, trova la via completamente libera, errore ma c'è il rimbalzo di Sereni che tiene vivo. Brunetti mette palla per terra, ancora oltre l'arco per De Angelis, poi va a bloccare per la giocata di pick and roll. Sereni vuole attaccare il pitturato, gran scarico, Bruni in ritmo da 3 punti, errore, rimbalzo ancora una volta di Brunetti che arriva ovunque, offre un pallone d'oro sfruttato a dovere da Bruni per il 57-43 in favore di Barcellona, mentre si alza dalla panchina Flavio Gai prossimo al rientro in campo. 1:50 per chiudere il terzo quarto, attacca la Fotodinamico con Mauro Graviano, l'uscita di Locci, lo scarico fuori ancora per Graviano che non prende il tiro da 3 punti. Poi Vanuzzo ancora da Graviano, stavolta lo deve prendere il tiro, secondo ferro, poi al rimbalzo Loci riesce solamente a toccare, allora Barcellona può attaccare ancora con fiducia. Bruni in angolo da Brunetti, guarda il canestro, tiro da 3 punti sbagliato, prova il tap out, a rimbalzo Loci ma è arrivato prima di lui Sereni, allora ancora un possesso per Barcellona, spara Bruni qui da 7 metri abbondanti. Il pallone trova solamente il secondo ferro. 1 minuto e 15 per chiudere il terzo quarto. Barcellona sempre sul 57-43. Gli uomini di coach Friso hanno assorbito allora al meglio il tentativo di ritorno in partita da parte dei pirati che si sono riaffacciati sul -7. Intanto ancora un piazzato qui sbagliato da Mauro Graviano. Ora viene meno anche forse un po' la fiducia tra le fila della formazione di casa. Ci prova Gai in una situazione non troppo diversa da quella che aveva visto coinvolto in precedenza lo stesso Graviano. In questo caso non c'è il fallo in attacco così come era stato in precedenza. Sorride amaro in panchina coach Beppe Caboni. Rimessa dal fondo per Barcellona con lo stesso Gai. 15 secondi per il tiro della compagine siciliana. C'è da asciugare il parquet, pausa che ci permette anche di offrire quello che sarà il quadro nelle altre partite di questo 11° turno del campionato di Serie B girone D. Cassino contro Costa d'Orlando, Salerno contro Catanzaro, Battipaglia contro Patti, Valmontone contro Isernia, Luis Roma contro Palestrina, Venafro contro Tiber Roma e ancora Scauri contro Stella Azzurra. Nel prossimo turno la Fotodinamico Cagliari sarà impegnata sul campo della Tiber, mentre Barcellona andrà a far visita a Costa d'Orlando in uno
dei derby siciliani che contrassegnano questo girone D del campionato di Serie B. Intanto errore per Barcellona, dall'altra parte Graviano per Locci, Vanuzzo tripla frontale, la sua mattonella, ma sbaglia in una serata abbastanza stregata col tiro dalla lunga distanza per i Pirati. 36 secondi allora per chiudere il terzo quarto. Lo schema chiamato da Teghini, che attende l'uscita di De Angelis, va a cercare palla Locci, non riesce in un primo momento ad arrivare sul pallone, lo fa poi in un secondo momento. Allora Graviano dall'altra parte proprio per Locci, mette palla per terra, Graviano a metri e metri di spazio per il tiro ma non lo prende, preferisce la penetrazione e il fallo netto speso da Pedrazzani. Poi Graviano va a dire qualcosa a Gai, come detto pizzico di frustrazione per il play bianco-blu, spesso e volentieri a contatto ravvicinato nei vari tentativi di penetrazione con i giocatori di Barcellona. Intanto a 17 secondi e 8 decimi dallo scadere del terzo quarto, coach Beppe Caboni, tecnico della Fotodinamico Cagliari, va a chiamare time out e dunque anche noi ci prendiamo una piccolissima pausa. ...17 secondi, 8 decimi alla conclusione del terzo quarto, rimessa dal fondo per la Fotodinamico Cagliari, si torna a giocare al Palapirastu. Graviano ora va a eseguire la rimessa, attende l'uscita di Samoggia, non trova lo spazio per il tiro, allora si appoggia in direzione di Daniele Locci in punta da Floridia. 10 secondi per il tiro, Graviano fermato dal fallo speso da Gai, e il terzo in questo terzo quarto da parte di Barcellona. Allora ancora rimessa, stavolta dal lato in favore della Fotodinamico, con Giuseppe Floridia che andrà a incaricarsi della ripresa del gioco. Ora ha chiamato lo schema, c'è Graviano che reclama subito palla, spalle a canestro contro Teghini. Floridia ancora da Graviano, l'accenno di raddoppio da parte di Gai, il giro sul perno, il canestro in reverse da parte di Graviano proprio allo scadere del terzo quarto. Allora dopo 30 minuti di gioco, Barcellona è avanti al Palapirastu di Cagliari contro la Fotodinamico con il punteggio di 57-45, dunque più 12 che gli uomini di coach Friso proveranno a conservare anche nel corso dell'ultimo quarto. Dall'altra parte ci sarà spazio per gli ultimi assalti della Fotodinamico di coach Caboni. Ancora una pausa dal Palapirastu di Cagliari, poi torniamo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
Ultimi 10 minuti di gioco al Palapirastu di Cagliari. Gai, Teghini, De Angelis, Brunetti e Pedrazzani per Barcellona, Graviano, Locci, Vanuzzo, Floridi e Samoggia invece per la Fotodinamico Cagliari. Si inizia subito con un errore dalla lunga distanza per Barcellona, riparte la Fotodinamico con Graviano, è pronto a bloccare Samoggia in mezzo alle gambe. Graviano guarda il canestro, spara da 3 punti a segno Mauro Graviano per il -9 Accademia, 57-48. Inizia bene l'ultimo quarto per i cagliaritani. Brunetti prova a rispondere, si affida poi a Teghini, il palleggio aperto per i giocatori in canotta numero 5, prova a prendere il centro dell'area, fuori per De Angelis in ritmo da 3 punti, secondo ferro, Floridia non ci arriva, allora c'è l'extra possesso per Barcellona con Gai. Ora ancora Teghini che vuole attaccare il mismatch con Samoggia, palleggio, arresto e tiro, parabola altissima a segno da 2 punti Teghini per il 59-48. 9 minuti 5 secondi ancora da giocare. Lo schema offensivo chiamato da Graviano, hanno bisogno di un parziale i pirati per cercare di spaventare nuovamente Barcellona. Qui il tiro in corsa sbagliato in precario equilibrio da parte di Samoggia, sospetta infrazione di palla accompagnata nell'ultimo caso per Gai, poi fermato dal fallo di Graviano ed è il primo della sua partita liberi per Gai, giocatore molto giovane, un under classe 1998 ma molto maturo, lo abbiamo visto in questa partita, ce ne siamo accorti subito. Un fattore col suo primo ingresso in campo, intanto realizza il primo tiro libero, ha mosso i suoi primi passi nel Dertona Basket e poi sposato la Junior Casale Monferrato, dove è rimasto fino all'età di 16 anni, varie esperienze in Serie C per lui, poi è esploso sostanzialmente in quel di Borgo Sesia nella Gessi Valsesia. Intanto dall'altra parte Samoggia mette palla per terra, viene fermato dal fallo senza tanti complimenti Pedrazzani nell'ultima circostanza. 61-48 il punteggio sul tabellone del Palapirastu. Pedrazzani è andato a spendere il quarto fallo della sua partita, se non abbiamo visto male, dunque vedremo se arriverà il cambio da parte di coach Friso. Liberi per Samoggia, il primo è dentro. Giuliano Samoggia che nel corso di questa stagione sta andando a segno con 10,2 punti, qui aggiunge 4,8 rimbalzi, 78% i liberi, qui fa 2 su 2, 61-50 -11. Fotodinamico Cagliari, Samoggia in crescita quest'oggi, non è riuscito però a trovare continuità soprattutto all'interno della sua partita. Ora il possesso per Barcellona con Pedrazzani in punta, non trova uno scarico, allora inizia dalle parti di Gai, oltre l'arco c'è Brunetti, palleggio, arresto e tiro con parabola alta anche per lui. Buon lavoro dopo l'errore con il tagliafuori a rimbalzo di Graviano, che ora corre dall'altra parte, vuole concludere l'azione da solo, c'è il fallo speso da Gai ancora una volta, dunque rimessa dal fondo in questo caso per la Fotodinamico Cagliari. Secondo fallo della partita di Flavio Gai, 8 minuti 6 secondi per la conclusione di questa partita. Barcellona, lo ripetiamo, sul +11, 61-50 il blocco e poi il tiro da 3 punti liberato Locci. In questo caso Floridia va subito ad attaccare Gai e spende il fallo. Secondo fallo della partita di Giuseppe Floridia, giocatore siciliano ormai sardo, direi soprattutto cagliaritano acquisito. Rimessa dal fondo per Barcellona. Pedrazzani che ha servito Gai, il blocco di Brunetti che favorisce la penetrazione dello stesso Gai, il pallone oltre l'arco per Teghini che vuole rimettere ordine, vuole ripartire lavorando con calma, è accoppiato con Locci, sale Brunetti per il blocco, poi De Angelis che attacca con la mano mancina, c'è il fallo speso dallo stesso Daniele Locci. 7:45 alla sirena finale di questo incontro. Barcellona dà la sensazione di continuare a controllare il match nonostante i vari tentativi da parte dell'Accademia. Rimessa dal fondo per Gai, 14 secondi per il tiro di Barcellona. Oltre l'arco Pedrazzani, si riparte ancora una volta da Teghini, l'uscita ancora di Gai che mette palla per terra contro Floridia, va a cercare il pallone, il numero 9 di Casa, il blocco alto di Pedrazzani, il tiro cadendo all'indietro di Gai, errore sul rimbalzo, si avventa Capitan Vanuzzo che poi cede il pallone a Mauro Graviano, ancora Graviano sul blocco di Vanuzzo, step back, tiro da 3 punti, questa volta non trova fortuna, il rimbalzo è controllato da Teghini per Barcellona, e già dall'altra parte il giocatore in maglia numero 5 viene
ora preso in consegna da Graviano, le finte su Samoggia, il pallone ribaltato per Brunetti, in angolo si fa vedere Gai, la finta e poi la partenza in palleggio, ancora un ribaltamento sul versante opposto dove c'è Teghini, prende il centro dell'area, sbaglia, a rimbalzo ancora una volta fa il vuoto Brunetti, extra possesso per Barcellona con Teghini che lavora dal palleggio, il blocco di Pedrazzani che vuole ricezione profonda, Teghini fa tutto da solo, manda sul secondo ferro, ancora un extra possesso sfruttato a dovere, stavolta da Pedrazzani con Graviano che è finito per terra e il signor Cassiano di Roma va a sollecitarlo. Dunque sospetto flopping, diciamo così, nell'ultimo caso per Graviano, almeno secondo l'interpretazione arbitrale. Intanto il post basso di Loci, fuori per Samoggia, tiro da 3 punti, ancora una volta corto, rimbalzo per Brunetti, ora qualche sportellata in questa partita, Floridia sbaglia da 3 punti, ci arriva però Samoggia che tiene vivo, lavora a spalle a canestro, gran scarico sotto per Manuel Vanuzzo, a segno con il layup del 63-52, dunque sempre sul meno 11 i Pirati, mentre è pronto sul cubo dei cambi Romeo Trionfo. Pedrazzani fa circolare per Teghini, guarda il canestro, poi lavora contro Graviano, il cambio difensivo accettato qui da Giuliano Samoggia che tiene contro Teghini, costringe il suo avversario allo scarico in angolo, poi la stoppata di Floridia su Gai, l'Accademia che però non riesce ad affondare la transizione, allora si lavora a difesa schierata con Vanuzzo, poi Graviano e ora Samoggia cerca la partenza contro Pedrazzani, lo può battere nell'1 contro 1, ci riesce ma poi manca cosa più importante, ovvero l'appoggio vincente a canestro. Si rimane sul più 11 Barcellona, sul 63-52 Gai in penetrazione, mano destra a segno, ancora una bella giocata da parte dell'under di Barcellona, lo ripetiamo, classe 98, gran bella partita da parte di Flavio Gai, mentre è pronto un doppio cambio per coach Friso, sono pronti, anzi un triplo cambio, ci sono Bruni, Sereni e Stefanini pronti al ritorno sul parquet. Dall'altra parte, come detto, Trionfo, mentre è arrivato un errore per Giuseppe Floridia, Flavio Gai, la finta di tiro da 3 punti, poi Brunetti guarda il canestro, spara, una tabellata terrificante ora per il giocatore in canotta numero 18, è pronto anche Pilo intanto per la Fotodinamico Cagliari, mentre Graviano va in mezzo alle gambe, ancora il passaggio in direzione di Vanuzzo da 3 punti, errore, poi Loci a rimbalzo prova a lottare ma non riesce a conquistare il pallone, che invece preda di Pedrazzani, offre la sfera poi all'indirizzo di Teghini che ha già chiamato lo schema d'attacco. 4 minuti e 23 secondi per la conclusione del match, con Barcellona saldamente avanti sul 65-52, errore da 3 punti per Gai, il rimbalzo conquistato dall'Accademia che ora corre dall'altra parte con Loci, penetrazione centrale, ancora un errore, canestro stregato in questa partita per la Fotodinamico Cagliari, fallo speso in questo caso da Floridia che vuole fermare il contropiede di Barcellona. Il cambio per i siciliani è diventato addirittura quadruplo, con coach Friso che è andato a praticamente cambiare quasi tutto il quintetto. Dunque riepilogheremo a breve la situazione. Curiosa questa scelta da parte del tecnico di Barcellona, con una situazione che è abbastanza in controllo, ma la partita non è ancora chiusa. Più 13 a 4 minuti e 3 secondi dal termine. De Angelis, Stefanini, Sereni, poi Efe e Bruni per Barcellona, e comunque, anzi direi un signor quintetto senza alcuna discussione. La Fotodinamico Cagliari oppone Romeo Trionfo, Giuliano Samoggia, Manuel Vanuzzo, Mauro Graviano e Mirko Pilo. Ora c'è un richiamo per coach Beppe Caboni, reo evidentemente di aver protestato in maniera un po' troppo accesa nell'ultima circostanza. 20 secondi per il tiro di Barcellona, che può attaccare dunque con calma, anche se Bruni si prende subito la penetrazione, vuole cogliere di sorpresa la difesa avversaria e ci riesce. Va a spendere il fallo la Fotodinamico Cagliari, dovrebbe essere il terzo speso da Graviano, e allora 2 liberi per Giovanni Bruni, fattore importantissimo nel campionato di Barcellona. Il primo va a segno 66-52, classe 81. Abbiamo detto tiri liberi con l'82%, lunghissima militanza per lui in quel di Cecina, anche se la scorsa stagione l'ha conclusa, meglio l'ha giocata in parte a Piacenza.
67-52. Intanto Rotondo più 15 per Barcellona. Ora servito sotto, Samoggia segna con il fallo, potrà andare in lunetta con il libero supplementare. La panchina di Barcellona si arrabbia con De Angelis, che è andato a spendere il fallo, anzi il fallo è stato commesso da Stefanini ed è il terzo della sua partita. 3:48 per chiudere il match. Libero aggiuntivo per Giuliano Samoggia, cerca la concentrazione, manda per aria il tiro che è realizzato. 67-55, meno 12 Fotodinamico Cagliari, che cerca in qualche modo di non staccarsi definitivamente da questa partita. Ora De Angelis che attende l'uscita di Bruni, il blocco granitico di Sereni su Graviano, ancora Bruni con il palleggio aperto, il crossover su Vanuzzo, il tiro cadendo all'indietro, sbagliato in questo caso, a rimbalzo Stefanini più in alto di tutti, poi il tap out di Samoggia. Trionfo si impegna e riesce a mantenere in gioco questo pallone, poi controllato da Vanuzzo. Già dall'altra parte Pilo vuole il post basso di Samoggia, che lavora contro Stefanini, in ritardo lo scivolamento difensivo di Stefanini, quarto fallo personale, e ora viene rimbrottato a gran voce da coach Friso. Coach Friso peraltro lo scorso anno sulla panchina della Virtus Padova ha impartito 2 severissime sconfitte all'Accademia Basket. Era la prima giornata, lo si giocò in quel caso al Palamellano di Sesto, un più 40 per Padova, poi replicato nella sfida di ritorno. Intanto rimessa dal lato in favore della formazione di casa, 3 minuti 11 secondi per la conclusione della partita, resiste il più 12 Barcellona sul 67-55, mentre Romeo Trionfo ha servito Graviano, che ora lavora dal palleggio sul blocco di Vanuzzo. Ancora Graviano in mezzo alle gambe, cerca la penetrazione con la mano destra, fuori per Pilo, tiro da 3 punti realizzato da Mirko Pilo. Meno 9 Fotodinamico Cagliari, 67-58. La partita è ancora aperta. Allora, mentre Bruni lavora dal palleggio, Stefanini lo scarico per Sereni, ma prima c'era stato lo sfondamento su Trionfo. Allora riprende vigore anche il tifo del pubblico qui al Palapirastu. Meno 9, palla in mano, la Fotodinamico deve cercare di sfruttare l'occasione per mettere il fiato sul collo a Barcellona, che è andata peraltro anche a spendere il quinto fallo di squadra all'interno di questo quarto. Dunque dal prossimo si andrà a tirare. 2:43 al termine di una partita che potrebbe essersi improvvisamente riaperta. Rimessa dal fondo eseguita da Samoggia per Graviano, che ora porta il pallone in zona d'attacco, cede oltre l'arco ancora per Samoggia, poi Trionfo che vorrebbe il post basso di Graviano. C'è la buona difesa da parte di F in questa circostanza con la marcatura d'anticipo oltre l'arco. Trionfo vuole il centro dell'area, lo scarico per Pilo, ancora da 3 punti, ancora a segno Mirko Pilo per il canestro del 67-61. Dunque meno 6 ora. Attacca Barcellona con Bruni, ora Brunetti che gli restituisce il pallone. Meno 6 per la Fotodinamico Cagliari. Bruni trova un gran canestro qui. Trionfo si era messo sul suo corridoio di penetrazione, chiedeva un fallo di sfondamento. Intanto viene recuperato il pallone, protesta da parte di coach Caboni che chiedeva proprio il fallo in attacco. Proteste anche di Vanuzzo che indica il tabellone luminoso, fase un pochino concitata a questo punto. Fatto sta che Barcellona nuovamente sul più 8, 69-61, 1:50 al termine. Samoggia per Trionfo, attende l'uscita di Graviano. Ancora Trionfo, guarda il canestro, sceglie poi la penetrazione. In ritardo De Angelis spende il fallo personale. Ci saranno allora liberi per Romeo Trionfo. Primo fallo della partita di De Angelis. Avete sentito in sottofondo. Trionfo in lunetta, 11,7 di media con 3,3 assist e 3,7 rimbalzi in questo campionato. Uno dei migliori tiratori di liberi del girone, fa 2 su 2, 69-63, nuovo meno 6, sostituzione per Barcellona. Esce De Angelis, torna Techini per questi ultimi 100 secondi di partita.
Partita, come detto, riaperta, 2 possessi di distanza ora tra le due formazioni. Techini dal palleggio per Brunetti, attaccato da Vanuzzo, esce Efe, poi Bruni va a prendersi il pallone, il blocco di Sereni per il pick and roll, perso completamente sul pick and roll Sereni, grave errore difensivo questo da parte della Fotodinamico Cagliari, che ora scivola sul 71-63. Pallone dall'altra parte per Pilo, che batte Bruni, segna con il fallo Mirko Pilo, potenziale gioco da 3 punti per la guardia sassarese. 71-65, ha riportato i Pirati sui 2 possessi di svantaggio. Allora, 2 possessi di distanza. Mirko Pilo ora è pronto in lunetta, 67% a cronometro fermo per Pilo, che segna un tiro libero molto pesante. E allora 71-66, 1:13 al termine, il punteggio in favore di Barcellona. Ora Bruni, mentre la panchina della Fotodinamico chiede un'altra infrazione. Brunetti è pronto per il blocco, qui c'è probabilmente la simulazione da parte di Brunetti, che crolla a terra come un sacco di patate sulla spinta abbastanza flebile però di Graviano. Poi è arrivato il fallo in attacco, Barcellona rischia di essersi un po' incartata a questo punto della partita. Ora difende 5 lunghezze di vantaggio, non c'è stata, e questo lo vogliamo ribadire, coerenza arbitrale nell'ultima circostanza con la plateale simulazione di Brunetti, che era andato a bloccare su Graviano che ha allungato il braccio e Brunetti si è lasciato cadere giù, ripetiamo, come un sacco di patate. Non hanno ravvisato gli estremi per la simulazione, per il fallo da parte del giocatore in maglia numero 18 di Barcellona. Le 2 giacchette grigie, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Samoggia attacca Sereni, mette palla per terra, va fino in fondo, sbaglia però poi il rimbalzo che viene conquistato da Bruni. Lo schema chiamato da Techini, che lavora contro Trionfo, il pallone per Brunetti, poi la ricezione di Bruni, che vuole far scorrere anche il cronometro, attende il blocco di Sereni. Ancora Bruni con il palleggio insistito, mano sinistra, poi va da Techini, ancora Bruni che vuole il pallone, vuole prendersi questo tiro, lo segna di tabella sull'uscita di Samoggia. E allora questo è il canestro che fa scorrere i titoli di coda sull'incontro, anche se Pilo ci vuole provare fino alla fine. Barcellona conquista il pallone, poi corre dall'altra parte. 6 secondi al termine del match. Allora 6ª vittoria consecutiva per Barcellona, che difende il primato solitario nel girone D del campionato di Serie B. Battuta con il punteggio finale di 74-66 la Fotodinamico Cagliari. Ha dovuto faticare però la squadra siciliana, soprattutto nel corso dell'ultimo quarto, per avere la meglio sulle resistenze della compagine cagliaritana, che ricrimina dal canto proprio per quel brutto secondo quarto che è costato poi sostanzialmente il solco scavato da Barcellona. Allora ripetiamo il finale qui dal Palapirastu di Cagliari, 74-66 per Barcellona, 7ª vittoria stagionale, scusate, 6ª vittoria consecutiva, la 10ª stagionale per Barcellona. Dall'altra parte invece sconfitta con applausi però per la Fotodinamico Cagliari. Il pubblico ha apprezzato lo sforzo dei Pirati. Noi ci prendiamo una pausa dal Palapirastu, ma rimanete in diretta su Directa Sport, perché tra poco ci saranno le interviste del post partita. Ciao, sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del Fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico, ora puoi. Torniamo in diretta per analizzare questa partita in compagnia del tecnico della Fotodinamico Cagliari, coach Beppe Caboni. Coach, ci avete provato con quella rimonta nel finale, Barcellona si è dimostrata quel che si sapeva già essere, insomma, una grande squadra, voi ci avete provato fin quanto avete potuto. Sì, è una squadra costruita veramente col chiaro intento
di vincere, cioè di ambire quantomeno alla vittoria, giocatori super, allenatore super, è molto difficile spuntarla contro una squadra così. Poi ci avete provato. Il primo quarto è stato equilibrato, nel secondo Barcellona un po' ha scavato il solco, sono mancate anche un po' le percentuali in questa partita, soprattutto in quel secondo quarto in cui avete faticato a segnare per i primi 5 minuti. Sì, le percentuali sono figlie spesso anche della qualità difensiva che oppone l'altra squadra, ci ha costretto, magari ci ha fatto sembrare anche a volte una squadra individualista, cosa che non siamo assolutamente. Quella è proprio la loro elevata qualità, fisicità che ha portato a questo. Noi abbiamo avuto un atteggiamento un po' troppo arrendevole, ci abbiamo creduto un po' troppo tardi forse. Cosa manca allora, memori anche della partita contro Palestrina, per riuscire a mettere ancora più in difficoltà le squadre di altissima classifica? Ma forse non so, magari un po' più di convinzione, però è difficile, cioè, il fatto è che il calendario ci ha messo di fronte tutte le squadre davvero più forti, ve ne state rendendo conto anche voi, quindi le differenze esistono, poi noi cerchiamo davvero di colmarle ogni giorno, bisogna avere un po' più di convinzione soprattutto nei momenti no delle partite. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Torniamo in diretta dal Pala Pirasto di Cagliari, non ci saranno altri ospiti al nostro microfono a differenza di quanto annunciato in precedenza. Allora a me non rimane altro che ricordarvi il risultato finale di questa partita con il Basket Barcellona che ha battuto la Fotodinamico Cagliari con il punteggio finale di 74-66, andando a consolidare la vetta nel girone D del campionato di Serie B. Da Cagliari è tutto, grazie ad Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento di serata ancora su direttasport.it. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a direttasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.